Questo è il settimo appuntamento delle giornate psicogeriatriche agrigentine. Oggi si parla di Alzheimer e della dignità oltre la cura. Un interessante appuntamento medico che come ogni anno riscuote sempre tanto successo, tanto interesse, anche perché abbiamo visto che c'è una platea particolare con tanti operatori, tanti medici che arrivano da tutta la Sicilia oltre. Sì, abbiamo deciso di affrontare questa tematica perché a mio giudizio è molto importante, perché la tipologia della malattia comporta una perdita della dignità precoce. La persona perde la memoria, ma rimane sempre una persona che bisogna rispettare, bisogna tutelare più che mai. E questo è un aspetto importante che spesso dimentichiamo. Allora bisogna valorizzare questo concetto e metterlo in chiaro, che queste patologie vanno tutelate più delle altre, proprio perché hanno un rischio maggiore di perdere la propria immagine, la propria dignità, la propria personalità. Allora bisogna costruire questa difesa, noi operatori, noi medici, noi famiglia, noi società, con una maggiore rispetto e una maggiore tutela. Sono venuto a portare questo messaggio forte: la malattia che fa perdere la mente, la malattia che non fa più riconoscere talvolta i propri vicini, i propri familiari, non fa perdere la dignità. Le persone restano persone, capaci talvolta di decidere, non sul piano dei numeri, ma certamente sul piano delle scelte. Sono persone come noi che hanno un corpo ed un'anima, perché crede, che vanno rispettati, e quindi in tutte le vicende della giornata, in tutte le vicende della sofferenza, in ospedale, nelle case di riposo, nel proprio domicilio, questo luce fondamentale deve illuminare la vita delle persone che soffrono e di chi a loro vuole bene. Sono persone a tutti gli effetti, anche se talvolta pesano, anche se molto spesso pesano, anche se molto spesso ci addolorano, anche se molto spesso costano alla comunità, però sono persone come noi. Una valutazione su questo appuntamento giunto alla settima edizione, dove parla oggi dignità per il malato che soffre di Alzheimer. Un appuntamento molto significativo, ringrazio l'amico Giuseppe Provenzano per il cortese invito. La dignità oltre la cura, la dice tutta naturalmente su questo, la problematica dei pazienti, il feeling oltre la memoria, come diceva poc'anzi il professore Trabucchi, vale a dire la necessità che questi pazienti abbiano una loro dignità, le loro famiglie, e che vengano supportati non solo da un punto di vista farmacologico ma anche da un punto di vista non farmacologico. Il Segna ai Caregivers è assolutamente una pratica ineludibile per tutto questo. C'è uno studio sulla malattia, quali potrebbero essere le cause che la determinano? Ci sono diversi studi che hanno cercato di mettere in evidenza quali sono le cause. Probabilmente le cause sono molteplici. Un'interessante iniziativa oggi qui all'Hotel Tre Torri, giunta alla settima giornata, un tema sicuramente di grande importanza. Questo oggi, la dignità oltre la cura, credo che sia un argomento estremamente interessante, un argomento su cui abbiamo bisogno, perché non coinvolge soltanto, come credo si dirà nel corso della giornata e da come c'è stata l'apertura, non solo ed esclusivamente il paziente, quindi la persona colpita, ma soprattutto anche tutti gli operatori medici, sociosanitari che lavorano intorno, ed anche non ultima la famiglia, che è quella che paga poi forse di più il prezzo di queste patologie. Ecco, proprio alla famiglia cosa possiamo dire? Che consigli dare? Ma alla famiglia possiamo dire che stiamo lavorando molto, stiamo cercando di fare e di far capire che non è soltanto un problema clinico, ma è un problema omnicomprensivo a 360 gradi, nella valutazione socio-economica, socio-assistenziale delle famiglie, per poter cercare di dare un aiuto, che è un aiuto non solo dal punto di vista farmacologico, ma deve essere, ed è questo l'impegno delle associazioni come la nostra, dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, deve essere un impegno anche dato in termini di assistenza e cura, e quindi di dare un sollievo ai familiari, anche talvolta, come può capitare, per cercare anche di staccare un attimo la spina.